Siamo con Pierluigi Scotto, allenatore del Sorso. Oggi prima uscita ufficiale in Coppa Italia contro la Torres, una partita diversa dalle altre, possiamo dire. Sì, ma infatti io lo sapevo benissimo che un derby sfugge tante volte alle logiche, a qualsiasi logica, perché il cuore, la voglia di non mollare mai è per tutte e due squadre e dunque diciamo che sono abbastanza contento pur vedendo delle cose che sono migliorabili senz'altro. Ecco, che cosa non ti è piaciuto della squadra? Non mi è piaciuto per esempio quando abbiamo preso i 2 gol passati in vantaggio, abbiamo commesso 2 ingenuità, siamo stati troppo nervosi, dovevamo invece tenere la palla e aspettare un attimino e fare abbassare il ritmo, invece siamo andati sempre a 1000 e questo ci ha giocato un brutto scherzo perché abbiamo fatto 2 errori determinanti. Il primo su un fallo laterale battuto veloce dove ci ha preso impreparati e il secondo la punizione che ha battuto subito Fideli per Sarrizio, molto ingenuamente non ci siamo messi sulla palla come si fa, lì non eravamo messi male, posizionati male e abbiamo preso il gol. Ecco Pierluigi, come vedi tu queste 2 novità del campionato di quest'anno, un fuoriquota in meno e 5 sostituzioni? Ma guarda, il fuoriquota meno alza senz'altro il livello tecnico perché comunque molti ragazzi a volte non sono pronti, altri sì e altri no, in eccellenza questo succede, dunque senz'altro questo la vedo molto bene. Quella dei 5 cambi bisogna abituarsi e capire come fare se un giocatore riesce a entrare subito in partita, perché ci sono alcuni che lo fanno e alcuni no, dunque sarà una carta da giocarci molto intelligentemente. Come hai visto la Torres? No, la Torres l'ho vista battagliera, l'ho vista sul pezzo, anche loro come noi hanno alternato cose buone e cose meno buone, ma ci sta, siamo agli inizi e ci sono tante cose da fare anche. Per chiudere, le tue favorite del campionato di eccellenza? Ma io su tutte metto Castiadas e Samassi, perché sono stato a Castiadas, ho lasciato un grande gruppo dove è stato rimpolpato da acquisti importanti. Il Samassi abbiamo visto tutto che tipo di mercato ha fatto, dunque penso che un gradino sopra tutte ci possano stare queste 2 squadre. Benissimo Pierluigi, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova stagione alla guida del Sorso e insomma alle prossime partite. Grazie a te. Ciao.